Voglio parlarvi di come tenere motivato un cliente, per tenere motivato un cliente. Quando acquisite un cliente, gli raccontate la vostra testimonianza, è così che li motivate, con la vostra testimonianza. Se non avete una bella testimonianza, il bello di adesso, rispetto a quando abbiamo iniziato, è che allora non avevamo storie ed era molto difficile. Parlavamo sempre del futuro, di come sarebbe stato e di come tutti sarebbero dimagriti. Oggi, se non avete una vostra bella storia, perché non siete dimagriti molto, perché magari non eravate sovrappeso, usate le storie degli altri, che sono già dimagriti, per tenere motivato un cliente. Questa scrivetela perché è importante. Tornate dal cliente e gli raccontate altre storie. E sempre di più, sempre di più. Per questo continuiamo a stampare tante riviste, per darvi tante storie da raccontare ai clienti. Raccontare una storia è fantastico. Mostragliene 4 è meglio. Mostragliene 100 ogni mese che passa. Perché, scrivete, sono le storie nuove che vi emozionano. E non solo voi, ma anche loro. L'altro modo di mantenerli emozionati è che se avete peso da perdere, se voi avete peso da perdere, magari anche avete iniziato a usare il prodotto e avete perso 10 kg e vi siete entusiasmati, non c'è dubbio che se vi entusiasmate vedete un sacco di prodotti. Ma magari ora vi siete fermati e avete ancora 25 kg da perdere. E ora tornate dai vostri clienti e cercate di convincerli. Funzionerà, funzionerà. Se rimanete allo stesso peso mese dopo mese, non riuscite a motivare i vostri clienti, perché vedranno che volete vendergli una cosa che non è reale. Non è vero, perché voi stessi non state più dimagrendo. Quindi se volete continuare ad entusiasmare i vostri clienti, dovete prendervi la responsabilità del vostro peso, del vostro aspetto, del vostro viso e salute. Perché ciò che siete è ciò che proiettate. Ed è in questo che la gente crederà. E non sto cercando di farvi pressione o dirvi che dovete perdere tutto il peso subito questa settimana. Non sto dicendo questo. Ma questa settimana dovete fare dei progressi. Mezzo chilo? Un chilo? Va bene? E la prossima settimana mezzo chilo? Un chilo? Vi assicuro, se non avete difficoltà a vendere il prodotto, perdete i chili che avete da perdere e tutto andrà a posto. Dico sul serio. A volte siamo capaci di mentire a noi stessi sul perché le cose non vanno bene e a mantenersi entusiasti è la cosa più importante. E quando dimagrite, allora sì che vi entusiasmate e vi sentite più sicuri e vi viene più coraggio. Quella fiducia, quel coraggio, il vostro amore per i prodotti è questo che si trasmette ai clienti. Non è sempre ciò che dite dei prodotti che è importante, è l'emozione con cui lo dite che conta veramente. È la gente che lo intuisce. Non crediate che non sia così. Conta quello che avete negli occhi, nella voce, nel cuore. È questo in cui crede la gente, in voi. È questo in cui crede la gente, in voi. Dovete assumervi prima di tutto la responsabilità di voi stessi ed entusiasmarvi per quello che sta succedendo a voi. E questo farà entusiasmare gli altri. Voi dovete riflettere quello che promuovete. Se con le parole dite una cosa ma il vostro aspetto ne dice un'altra, non c'è da meravigliarsi se la gente non ci crede tanto. E di nuovo non sto dicendo che debba accadere subito. Ecco la cosa più importante, scrivetela. Dovete fare dei progressi un po' alla volta per mantenervi entusiasti. Molti mi chiedono come facessi a rimanere entusiasta tutto l'anno, all'inizio soprattutto. Beh, prima di tutto lavoravo molto su di me e poi ho ottenuto subito molti clienti. Se hai un cliente e ti fai un reso, che figura ci fai? Brutta, dico bene? Se invece hai 100 clienti e solo 4 o 5 resi, ti abbatti? Non troppo, perché hai altri 40, 50, 80 clienti che ti raccontano le loro esperienze positive
Sono quelle le storie che ti entusiasmano. E quelle storie che ti entusiasmano le racconti ad altri e fai entusiasmare anche loro. Ogni volta che faccio un rally, poi torniamo in sede e abbiamo visto nuovi risultati e sentito nuove storie. E io ci metto dentro tutto quello che succede a me. Ok? Mantenetevi freschi con un'abbondanza di storie.